io a loro dico sempre che i sogni vanno vissuti e quindi se uno vuole fare un'esperienza la deve fare, anche se poi dopo un anno dice non fa per me, perché se non si è vissuta non si può sapere. Qui altrove, Migrazioni d'oggi in Friuli è un podcast del Museo Etnografico del Friuli, della rete dei civici musei di Udine. In ogni puntata racconteremo insieme ad esperti, professionisti e testimoni storie di migrazioni che hanno coinvolto e coinvolgono ancora oggi il Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio tra vite, storie e voci di chi parte e chi arriva, ma anche di chi queste ha deciso di ascoltarle e di renderle note, e di chi ancora oggi le mantiene vive, affinché non vengano dimenticate. Io sono Nicole e oggi parleremo di lingua, identità e migrazioni insieme alle lettrici madrelingua dei corsi di lingue e letterature straniere e mediazione culturale dell'Università degli Studi di Udine. Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di conoscere le professoresse Carmen Jiménez e Sabrina Tossut, lettrici dei corsi di lingua all'Università di Udine. Parleremo con loro della loro storia personale che le accomuna, che le ha portate a raggiungere il Friuli e a intraprendere la carriera accademica, e anche di come ogni giorno si impegnino con i loro insegnamenti a trasmettere la loro lingua e la loro cultura. Buongiorno. Buongiorno. È un piacere avervi qui. Anche per noi. Sì, anche per noi. E vi chiedo se volete presentarvi, raccontarci chi siete e come siete arrivate qui in Friuli. Allora, io mi chiamo Sabrina Tossut e sono nata in Belgio da genitori friulani che sono emigrati dopo la seconda guerra mondiale. Mio padre è emigrato all'età di 23 anni, mentre mia mamma aveva 4 anni, ecco. Da parte paterna la presenza sia in Inghilterra che in Belgio risale anche all'800, cioè i miei bisnonni erano già in Belgio per fare mosaico, perché io provengo da Assequals, paese proprio natio dei miei genitori, e come ben saputo è la zona dove si fanno mosaico e pavimenti alla veneziana. Dunque sono nata lì, ho studiato lì, ho fatto filologia romanza alla facoltà di lettere di Liegi. Non ho mai parlato l'italiano con i miei genitori, parlavo il francese e il friulano con i miei nonni, e quando tornavo in Friuli, ovvero ogni anno in estate. Ho sempre avuto una grande passione per questo paese e così, dopo i miei studi ho deciso di venire qua per 1 anno per fare un perfezionamento e poi dopo sono rimasta qua. Bene, buongiorno, io sono Carmen Jiménez, come abbiamo detto, e io vengo dalla Spagna, dal sud della Spagna, di una città vicino a Granada. Ho studiato a Granada traduttore e interpreti e dopo ho deciso di fare un Erasmus in Germania, a Ratisbona. Questo Erasmus mi ha portato in Italia. Perché ho conosciuto lì un ragazzo friulano, concretamente della zona di Gorizia. Anche la mia è una storia un po' particolare, perché io vivo in Italia, attualmente sono in una frazione del Carso goriziano di minoranza slovena, per cui anche sono, oltre all'italiano che intorno ogni giorno sono avvolta in questo ambiente della minoranza slovena, della lingua slovena. Come dicevo io, sì, sono nata a Granada e dopo, ecco, l'amore mi ha portato qua in Friuli. Come siete entrate in contatto con l'Università di Udine? Io un po' per caso, perché un parente di mio marito studiava all'epoca, questo sarà stato 2001, lui studiava lingue e letterature straniere all'Università di Udine,
E lui un giorno è arrivato dicendo: "Guarda che la nostra lettrice di spagnolo ci ha detto che servono altri lettori di spagnolo, c'è un bando, forse sei interessata". Per cui ho fatto la domanda, è così che sono entrata a lavorare all'università. Io invece, dopo la laurea in Belgio, nell'abilitazione, ho fatto richiesta per avere una borsa di studio che il ministero, italiano, dava ai figli, degli italiani emigrati, per fare un perfezionamento in lingua italiana, e così avevo chiesto Trieste, Venezia o Udine per stare in Friuli, in zona insomma Friuli Veneto, perché avevo fatto un Erasmus a Napoli, preferivo, ecco, restare nelle zone di origine. E così, ho avuto questa borsa, quindi ho fatto degli esami qui di perfezionamento, e dopo anch'io un po' perché mi piaceva, poi ho incontrato anch'io una persona, e così, ho visto che c'era questo bando e l'ho fatto, e così sono rimasta, diciamo, ad insegnare il francese, all'università, ecco. In che modo traspare la vostra cultura di origine negli insegnamenti, che proponete nei vostri corsi? Io, avendo appunto una cultura ibrida, ma come vi ho detto l'età dei miei genitori quando sono emigrati, perché appunto mia mamma era piccolissima e quindi è stata scolarizzata completamente in Belgio, per cui ha la forma mentis di quel paese, pur avendo le sue origini qua, essendo nata qua. Perché secondo me la forma mentis, che è quello che dà l'impostazione non solo della famiglia, ma anche della scuola, anche la lingua stessa dà una forma mentis, questa non scompare mai. Io vedo quando dei periodi in cui sono, particolarmente stanca, per esempio, che ritorna la mia lingua, cioè ritorna, parlo l'italiano, poi vengono delle parole in francese. Quello è il segnale che sono veramente tanto stanca. E poi dopo certamente, modo di vedere le cose, però ripeto, per me è un po' ibrido. Io quando ero in Belgio mi sono sempre sentita italiana, perché il Belgio non dava la doppia cittadinanza, pertanto o si era italiani o si decideva di diventar belga a 18 anni. Essendo i miei genitori tutti e 2 nati in Italia, non avevo diritto, diciamo, di diventar belga subito, per cui, io, comunque nel mio profondo mi sentivo collegata all'Italia, però quando sono arrivata qua ho capito che c'era questa duplice cultura, che secondo me è una ricchezza, ma può anche essere un dolore per certi aspetti, un po' pesante ogni tanto. Beh, nel mio caso io direi che un po', traspare chiaramente nell'atteggiamento. Solo il fatto che noi insegniamo le lingue, la lingua è piena di cultura. Nella lingua traspaiono tante cose proprio della cultura, le tradizioni. Penso proprio nel proprio atteggiamento, però dopo chiaramente, ogni volta si approfittano delle situazioni sociali, magari per parlare di certi argomenti o ricorrenze tradizionali della cultura, non so, ad esempio festeggiamenti particolari per Pasqua, per Natale. Io adoro tanto tirare fuori dei modi di dire, dei proverbi che magari non sono già tanto usati dai giovani spagnoli attualmente, però li usano ancora tanto le persone della magari della mia età. E questa è una cosa che mi piace tanto perché lì c'è proprio la storia, la cultura e anche il modo di essere, penso tanto di carattere, in questo caso spagnolo. Quindi avete parlato che avere più culture è un arricchimento, ma anche una difficoltà. Quando siete arrivate qua in Italia o in Friuli, avete percepito delle difficoltà inizialmente nell'entrare in contatto anche con i friulani, con gli italiani? Nel mio caso devo dire che la primissima difficoltà è stata il fatto che io ero molto attaccata, lo sono tuttora, alla famiglia. Io provengo da una famiglia di 5 fratelli
molto attaccati, quindi l'ho fatto per propria scelta, no, e questo sì, non è come, essere emigrati perché devi lasciare il tuo paese per motivi diversi. Nel mio caso è stata una scelta consapevole, però è stato difficile fatto il distacco, questo è stato difficile. Poi il meteo, la meteorologia, quest'umidità friulana io non la conoscevo, il mio corpo ci ha risentito tantissimo all'inizio. Anche gli orari, sapete, da tutti sono conosciuti gli orari spagnoli, soprattutto per quanto riguarda i pasti, che sono molto diversi da quelli del resto dell'Europa. Io devo dire tuttora, io non mi ci sono abituata. A casa mia ci sono orari sballati rispetto a quelli del posto. Gli spagnoli siamo, non mi piace generalizzare, però si vive tanto fuori. C'è qualsiasi scusa per uscire, per stare fuori. Non so se è giusto dire siamo gente di strada, però un po' siamo così. E quando sono arrivata per me è stato un piccolo shock. Vi racconto un aneddoto. Mia mamma è venuta per uno dei battesimi dei miei figli, ha visto, insomma io vivo in una frazione un po' lontano dalla città, lei ha visto sì, tutto molto verde, molto bello, però mi fa: "Ma tu qualche volta esci a prenderti un caffè, no?" Perché sì, certo, non so come dire, anche è uno shock, magari per me è stato un po' più marcato perché io provengo da una piccola città, però lo stesso con più movimento. La mia vita in quel senso è cambiata molto. In più aggiungo il problema della lingua. Io parlavo il francese, per cui mi sono aiutata tanto con l'italiano, però la mia situazione è anche un po' particolare perché sono arrivata in una zona proprio di minoranza dove la lingua parlata in generale praticamente da tutti era lo sloveno. Zona bilingue, meno male perché me la sono cavata da subito con l'italiano, grazie al cielo, perché se no Io, come Carmen, anch'io ero legatissima alla famiglia e per cui, anche se è stata una mia scelta, è stato molto difficile, venire qua da sola perché non avevo, diciamo qualcuno, un affetto, che mi aspettava, che poteva aiutarmi, quindi non è stato facile. Poi una cosa è venire in vacanza, un'altra è vivere e quindi anche imbattersi nella burocrazia, le difficoltà, la, disorganizzazione. Per chi viene da un paese del nord questa cosa è molto evidente. Per quanto riguarda il clima, io son stata fortunata ovviamente venendo dal nord, qui il clima è decisamente migliore, perlomeno a quell'epoca, adesso sta cambiando anche un po' lì. La cosa che sicuramente ho scoperto qua anche grazie al mio compagno di vita è tutta l'aspetto natura, mentre in Belgio, considerato anche il clima, si fanno più attività al chiuso, cinema, ristorante, teatro, qua io ho imparato con lui a vivere nella natura, a scoprire fiumi, montagne, mare in modo anche selvaggio, le erbe spontanee e tutta questa parte che probabilmente dentro di me c'era già qualcosa e che lui mi ha fatto aprire e mi ha fatto veramente apprezzare questa regione che comunque avevo già nel cuore. Lì devo dire che, tanti figli di, emigrati hanno sentito per tutta l'infanzia e l'adolescenza i racconti nostalgici dei genitori che hanno dovuto emigrare non per scelta come ho fatto io, ma per necessità, come tutti sanno. E quindi questa nostalgia che io avvertivo soprattutto nel mio padre ha fatto strada. Infatti io ho un fratello e una sorella che amano tornare in Italia, specialmente in Friuli. Mia sorella non può stare 1 anno senza venire qui. Diciamo poi per il resto l'alimentazione per me non è stato un problema, gli orari anche per me è stato un problema adattarmi, perché noi mangiamo presto in Belgio, ma, ce l'ho fatta, sì, mi sono adattata su quel punto di vista lì, sì.
A proposito, dei racconti nostalgici, voi come volete raccontare la vostra esperienza ai vostri figli o anche ai vostri studenti? Qual è il racconto che voi fate della vostra esperienza e di quella che è oggi la mobilità? Avete modo di, parlare con loro di questo aspetto? Siccome tanti giovani qui hanno questo traguardo di andare all'estero, no, come se fosse per loro è l'ideale, tante volte se ne parla. Chiaramente io ho fatto questa scelta che, mi ha arricchito, mi ha anche costato più difficoltà rispetto a chi è rimasto nel proprio paese. Dico a loro che ci vuole tanta motivazione, perché ovviamente la famiglia serve a aiutare in tutte le situazioni e quando manca, uno deve aiutarsi da solo, nel senso anche se poi ovviamente si crea la propria famiglia qui e si crea anche delle amicizie. Noi ecco su quello, essendo tutti diciamo con origini straniere, abbiamo comunque un legame forte. Personalmente ho visto tanta solidarietà per un dolore che affronto da un paio di anni, della perdita del mio compagno e i miei colleghi mi sono sempre stati vicini, no, quindi sicuramente io dico a loro: "Se quello che volete fatelo, perché è giusto fare quello che un giovane ha voglia di fare, pieno". Non sarà una passeggiata, ma ne tornerete se volete tornare, ne tornerete molto arricchiti, ecco. È importante fare queste esperienze, apre la mente, si vedono le cose diversamente, si vede la differenza da una persona che ha vissuto e vive su 2 culture e una persona che vive esclusivamente su una cultura chiusa lì, perché c'è l'apertura, di mente, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo su questa cosa, è molto importante avere questa apertura di mente, però appunto sono anche d'accordo con te nel fatto che devi avere le cose chiare anche, non avere i piedi sulla sulla terra, no? Nel mio caso, ecco, a me ha portato qua un Erasmus che ho fatto all'estero, a Regensburg, a Lisbona. Per me è stata un'esperienza del tutto positiva, oltre a tutte le difficoltà che ho potuto incontrare. Per cui, se penso ai miei studenti, qualche volta quando capita di parlare di questa cosa, perché, sì, se ne parla, ti arricchisce tanto, ti apre, non so, la mente anche in tutti i sensi ed è bello. Chiaramente non è lo stesso. Io, ad esempio, sono arrivata qua per propria scelta, ho deciso di lasciare la mia vita in Spagna che ho voluto cambiare proprio la strada della mia vita, è stata una scelta, è stata positiva e quando qualcuno dei miei figli, adesso uno che vuole andare a studiare all'estero, mi ripete: "Io farò anche come te", dico: "Sì, pensa anche che troverai anche delle difficoltà, però appunto pensa che noi saremo qua sempre", quello l'appoggio anche della famiglia è molto importante. A me quando ho deciso di fare questo passo mi dicevano tanta gente che magari aveva fatto questo percorso prima di me: "Ma è difficile così", ma io non volevo sentire, cioè perché avevo le idee chiare e volevo venire a vivere qui, punto e basta. È stato difficile anche integrarsi, non è facile integrarsi, anche se sono di origine friulana, perché appunto dove ci si integra? Nella scuola, no, qui per esempio c'è il mio compagno, noi gli amici di una vita da quando erano andati all'asilo, eccetera, tutta quella parte lì noi non ce l'abbiamo, abbiamo da quel momento. Poi c'è un'altra cosa secondo me che è importante, che a un certo punto, e questo l'ho avvertito da una decina di anni, e noi quando torniamo lì, dove siamo? Per paese ovviamente è evoluto, ma io non sono più per esempio il cibo, a me cioè faccio fatica a mangiare il cibo lì, sono abituato al cibo qua, oppure è cambiato. A volte dico: "Ma cosa sono? Chi sono e di dove sono?" Che è un problema perché quando si arriva alla città di origine, arrivo con la mia famiglia, arrivano gli italiani.
sono qua e chiaramente siamo gli spagnoli o io sono la spagnola. Questo è un po' il riassunto di quello che diceva Sabrina, un po' tutto, perché chiaramente lì la vita va avanti, tu sei qua, la vita va avanti e anche se si è in contatto continuo grazie a tutto questo sviluppo delle tecnologie, perché questo è molto importante, il contatto proprio fisico, il contatto con la vita di ogni giorno che non c'è e che fa sì che quando arrivi lì, a me succede ogni volta, mi ci vogliono un paio di giorni o di più anche per abituarmi, anche magari io spagnola non sopportare le urla o certi rumori o che rumore che fanno qua, perché ti abitui e sono tanti anni, no, allora diciamo c'è la parte positiva che si ha un po' di qua, un po' di là, però c'è il problema anche quello di a volte essere un po' in crisi direi, a volte si è in crisi. Ma per fortuna che ci siamo adattati così, se no è una sofferenza vivere in un paese senza accettare, i codici, no. Per esempio, do un esempio pratico: io qualche volta nel passato gli studenti all'inizio che ero qua mi dicevano salve, io dicevo: "Ma come si permette questo dirmi salve? Sono io l'insegnante", perché lo collegavo alla parola francese salut, che è una parola che usiamo prettamente in amicizia. Ho dovuto capire cosa era salve, no, oppure anche quando lavoravo in scuola, il distinto che non riuscivo a collegare tra queste cose, anche dei codici, per esempio quando ci si incontra, ci si dà la mano, ci si bacia, in Belgio ci si bacia sempre. E qui come facciamo? Io sono sempre non vado, son tutte questi codici. Quando io son venuta qua l'Italia non era abituata a cogliere, quindi non c'erano le lavanderie, non c'era il telefono cellulare non c'era, quindi se andava alla cabina io non sentivo i miei genitori tutti i giorni, né messaggi, no, lettere, una chiamata una volta alla settimana. Sì, è, difficile. Anche i viaggi per dire, costavano tanto. A me è capitata la morte di mia nonna, ero praticamente qua da 1 anno e mezzo, mio nonno scusate, e quella volta non sono Sì. andata perché era praticamente impossibile. Dopo invece, anni dopo, mi è successa la stessa cosa con la nonna e invece lì era già tutto cambiato, di un giorno all'altro potevi anche prenotare, diciamo tutte queste evoluzione ti agevola abbastanza perché si è in contatto costante. L'aereo quando io sono arrivata qua, uhm, a novembre del '91 era impossibile, costava tantissimo, fino al 2001 che poi sì, ci sono questi voli low cost che comunque sì, ci permettono di avere un altro contatto, ecco. Vivere tra 2 culture o anche di più, ehm, è un arricchimento. Il messaggio che voi date ai vostri studenti, che magari un giorno vorrebbero intraprendere il vostro percorso, qual è? Cosa gli consigliereste? Un po' come si è detto prima, no, è bello io ai miei studenti lo dico, quelli che magari, desiderano di fare un'esperienza fuori, che magari può significare il salto a fare un cambiamento nella loro vita, perché anche nella testa di tanti è proprio quest'idea di andare a vivere in un altro paese per lavorare, per viverci lì, no? Io sempre dico chiaramente che bisogna pensare alla propria situazione, alla situazione di ognuno, però pensare, come dicevi tu, proprio a questo arricchimento, perché ti dà tanta ricchezza. È vero che la vita è diversa, però d'altro canto hai questa ricchezza perché vivi in 2 o 3 culture diverse che per
questo magari non c'entra tanto con la domanda, però per dire, quando tu fai da mangiare, nel nostro caso, un giorno fai non so, un piatto spagnolo, un altro fai un piatto tipicamente italiano e un altro magari, perché no, un piatto della cultura proprio della regione. E questo è un po' l'esempio che può allargarsi e toccare altri aspetti della vita, no, ti apre un po' la mente. Chiaramente si parla così perché, come ripeto, è stata una scelta di Sì. vita. Io a loro dico sempre che i sogni vanno vissuti e quindi se uno vuole fare un'esperienza la deve fare, anche se poi dopo un anno dice non fa per me, perché se non si è vissuta non si può sapere. Quindi questo è la prima cosa. La seconda, comunque, sappiate che non sarà un percorso facile, ma sarà un percorso arricchente e ovviamente facciamo i conti anche con la distanza della famiglia, ovvero che con gli anni, allora non all'inizio, ma poi io ho perso mio papà, quindi c'è la chiamata che ti dice che può essere qualcosa di cioè di una morte improvvisa oppure una malattia. E anche lì, però sì, è giusto che a 20 anni non si pensino a queste cose, le pensiamo noi, insomma le penso io, anche perché ho avuto un percorso particolare. Per me, ehm, bisogna seguire il proprio sentire e fare quello che uno sogna di fare, ecco. Questo è il messaggio che io faccio passare ai giovani, perché spesso i nostri giovani sono sfiduciati da una situazione difficile, non sanno. Ovviamente gli dico: "Non pensate che non c'è un ideale". Ecco, anche quello, non c'è un ideale, perché la vita è dappertutto più o meno uguale, le difficoltà che ci sono qua non ci sono in Belgio ce ne sono altre, non c'è l'ideale. C'è quello che scelgo e che accetto e che mi faccio stare bene, ecco questo è. Penso che i giovani hanno bisogno di questo tipo di messaggio, ecco. Ultima domanda, mi ricollego al titolo del podcast che è Qui altrove. Voi per scelta avete già trovato il vostro qui? In un futuro vi vedreste da qualche altra parte? In un altro altrove? Io quando è mancato il mio compagno, giustamente 2 anni fa, la prima cosa che tante persone mi hanno detto è: "Ma allora adesso non torni in Belgio?" Io ho detto: "Ma scusate, pensate che 30 anni si buttano via così? Cioè io ho un lavoro, mi sono creata una vita, delle amicizie, le nostre amicizie e cioè comunque io ho vissuto con lui qui tutta la vita, non posso adesso prendere e ripartire." E quello che dicevamo prima, che cosa si trova? Un paese cambiato dove noi non s cioè io non so te, ma io di amicizie certamente potrei ricontattarli, però loro hanno fatto la loro vita giustamente. È difficile mantenere amicizie dopo tutti questi anni, perché quando si va nei nostri paesi io mi dedico alla mia famiglia, non e quindi è già e quindi io non mi vedo altrove sinceramente. Io sinceramente ci ho pensato più volte a questa cosa, però credo che alla fine la mia vita è qua perché è qua che io ho fatto proprio come si dice, ridondante, però ho fatto la mia vita perché ho costruito la mia famiglia, ho altre amicizie, ho fatto adesso posso dire metà della mia vita qua, però ho fatto il grosso della vita. E tornare indietro sì, torno, più che volentieri ogni volta, perché mi piacciono tantissimo le mie radici, ci tengo tanto alla famiglia e questa cosa la voglio trasmettere ai miei figli. Voglio che abbiano
quell'amore per la cultura che io ho tentato di trasmettere loro, e non soltanto la cultura, anche gli affetti. Voglio che loro continuino a coltivarli, se si può dire così. Mi vedo sì andando magari quando, se riesco ad andare in pensione, perché non si sa bene e avrò l'età per viaggiare, mi vedo lì andando magari facendo dei soggiorni magari un po' più lunghi, però penso di no, penso che ormai le mie nuove radici sono qua per il futuro. Vediamo cosa faranno le nuove generazioni, no, che ho creato. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Quello che avete appena ascoltato è un podcast a cura del Museo Etnografico del Friuli, realizzato nell'ambito del progetto Qui altrove Migrazioni d'oggi in Friuli, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Potete visitare la mostra collegata al progetto presso il Museo Etnografico del Friuli dal 31 maggio al 28 settembre 2025.